Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Paladante di Sestu per assistere alla 15ª giornata del campionato di Serie A2 Girone A di futsal. Di fronte le due città, il città di Sestu, padrona di casa in maglia bianca con pantaloncino e calza bianca, e il città di Massa numero 11. I due laterali sono Nunigno con la maglia numero 5 con la maglia numero... Si può giocare, dice il direttore di gara. Ancora Marzio per Lari, spalla la porta, si gira, può provare il sinistro, lo trova. Ancora Pinto, spalla la porta, mantiene il posto palla, viene raddoppiato, Pinto si gira col sinistro, la palla passa, viene toccata dalle gambe dell'estremo difensore Luca Dodaro. Adesso può ripartire ancora Sampaio, si accentra Sampaio, può liberare il sinistro, lo fa in questo momento. Preziosa vittoria in Coppa Italia, è stato Nunigno col sinistro, palla out. Prima della parte di campionato, la prima giornata, c'è stata la Coppa Divisione contro i titolari. Ezzi si supera, non riesce ad arrivare sul pallone, riparte Lari, ma questa volta Pinto lo sradica dai piedi, 2 contro 1, Pinto, Sampaio non può arrivare sul pallone, già arriva adesso. Ancora fallo laterale, palla messa in mezzo, non interviene Ruffine. Rimessa già effettuata, il lancio lungo, Caudi, prima intenzione sull'assist di Asquer per Nardacchione, la mette giù col petto, si accentra Nardacchione col destro, prova la conclusione che termina al lato. Ezzi mette subito in movimento capitano Ruffine, che però non si capisce con Cau, la conclusione dalla distanza di Ziberi. Lo scarico, poi la conclusione, c'è il gol del Città di Massa con Quintin che supera Ezzi. Adesso lo scarico, Pinto col destro, la traversa. Si è ripreso subito il portoghese, adesso Sampaio spara la porta, si gira Sampaio, calcia col destro. Pinto cerca la conclusione ma perde il tempo, viene fermato, recupera ancora Pinto in fase difensiva sull'Ari dalla parte opposta, palla recuperata da Nardacchione, la conclusione dell'argentino di mister Cocco. Tanti giocatori, Nardacchione, la rovesciata. Pallone viene anticipato, può ripartire però il Città di Massa, ancora Nardacchione in scivolata, la conclusione sul fondo. Adesso Sampaio, 2 contro 2, Sampaio per Pinto, ancora Pinto verso Sampaio, c'è l'intervento di Dodaro, gioco, c'è regola dell'avvantaggio, ripartenza per il Città di Massa che va alla conclusione e poi Pinto salva quasi sulla linea. La finta di Nardacchione, scarica per Ruffine, ancora Nardacchione, il controllo e il destro, il pareggio del Città di Sestu sullo scarico doppio Nardacchione e Ruffine, arriva il gol del pari per il Città di Sestu. Riparte ancora il Città di Sestu, Sampaio stava per saltare Garrote con il dribbling stretto, poi arriva l'intervento di Ezzi dalla propria area di rigore in anticipo su Sampaio. Adesso l'intervento, può ripartire Sampaio con Ruzzu, 2 contro 1, ancora Ruzzu, l'assist per Nardacchione, ancora Nardacchione e questa volta l'incrocio è quello opposto, la mette sempre là, la mette lì col destro. Ancora Dodaro fuori dalla propria area di rigore, va alla conclusione col destro, risponde Ezzi, poi arriva Cauce, la porta libera. Ancora Square, palla dentro, Cau si libera molto bene, la palla sul secondo palo, palla giocata in profondità verso il numero 8 Bandinelli, poi il rimpallo favorisce Ruffine, ancora Ruffine può scaricare, la conclusione di Nunigno. Sinceramente se il risultato è soltanto di 2-1 in favore del Città di Sestu, adesso arriva il 3-1. Ruffine, palla dentro per Sampaio, anticipato però riparte Quintin, la conclusione dalla distanza. Adesso Ruffine, Sampaio 1 contro 1 con Quintin, c'è basso Pinto, riceve invece Ruffine tra le linee, pallone di ritorno ancora per Sampaio col destro, ancora Ruffine, pallone messo fuori, la conclusione di Sampaio, Doda, ancora palla dentro, Pinto va a disturbare il diretto avversario. Adesso c'è la conclusione, c'è il gol della Città di Massa, anzi calcio d'angolo, Nari, lo scarico per Garrote, la conclusione di Garrote che sfiora il palo, c'entra ancora Nardacchione, ne salta 2, la palla per Sampaio, un'altra grande giocata di Nardacchione. Adesso pallonetto, Nardacchione col destro, Dodaro con le gambe spedisce ancora in calcio d'angolo.
Adesso calcio d'angolo, la conclusione di Sampaio, ancora Dodaro. La ripartenza del Città di Massa con Quintin Re Ezzi. Già rimesso in gioco, arriva il pareggio del Città di Massa. Calcio d'angolo, Sampaio calcia verso la porta. Può ripartire così il Città di Massa con Marzio, la conclusione, Ezzi, doppia conclusione. Ancora Ruffine, palla in profondità per Cau, esce Dodaro fuori dalla propria area di rigore. Adesso Ruffine, palla recuperata, Nardacchione, il pallonetto di Nardacchione, ma c'era Ruffine tutto solo. Ancora Nardacchione, adesso si fa recuperare, anticipare dal numero 13 Perciavalle, che riceve, adesso palla dentro, Ruffine può intercettare, Nardacchione non interviene. E c'è il rosso per Perciavalle. Ancora Nardacchione, lo scarico per Ruffine, può provare il da sinistro, lo fa ancora. Adesso Nunigno cerca il fondo, pallone messo fuori, Nardacchione, c'è Sampaio, Nardacchione, il pallone rimane là ancora per Sampaio, Nardacchione, il gol. Adesso Ruffine, il lancio lungo ancora per Pinto, preciso il capitano questa volta, Pinto rientra, c'è il contatto, arriva il secondo giallo per Pinto per simulazione, c'è il rosso per Pinto. Quintin, le finte di Quintin, lo scarico per Garrote col tacco, Marzio, la conclusione, rispinta ancora per il Città di Massa, sono 3 a difendere per il Città di Sesto. Adesso la conclusione, ancora Quintin, pallone messo in mezzo e c'è il pareggio del Città di Massa sul secondo palo. Con l'assist di Quintin arriva il gol proprio di Perciavalle alla suola della scarpa. Adesso Sampaio prova lui la conclusione, pallone che gira e termina così in calcio d'angolo, già rimesso in gioco. Garrote al volo, la palla deviata ancora da Perciavalle, il pressing su Ezzi, il lancio lungo, Nardacchione spara la porta, difende lui il pallone, le finte, arriva Ruffine, Nardacchione e il quarto gol. 5-4 per il Città di Sesto. Adesso Marzio, la conclusione, il palo, ancora Garrote, il pressing, c'è la porta vuota, la conclusione dalla distanza ed è il sesto gol con Sampaio. Il Città di Massa, ancora Garrote, posizione centrale, lo scarico per Marzio, Quintin, pallone messo in mezzo, Lari sul secondo palo, c'è la conclusione, il gol da parte del Città di Massa che accorcia ancora le distanze. Adesso Ruffine, Sampaio, l'assist per Nardacchione, adesso lo scarico, Lari col sinistro, la piazza, l'assist per Quintin, le finte di Nardacchione che manda a vuoto Marzio. Adesso Ruffine, il pressing, Sampaio, Ruffine ancora per Sampaio, la conclusione con il pallone che termina sul fondo. Adesso Nardacchione, la porta è libera, Nardacchione serve ancora Nunigno. Adesso Lari, si può liberare Garrote, riceve in questo momento. Ancora Garrote, palla dentro per Quintin, c'è l'autogol di Ruffine a 16 secondi dal termine. Adesso palla giocata ancora per Marzio, Marzio la conclusione che termina sul fondo. Calcio d'angolo, pallone messo in mezzo, Ezzi, il miracolo di Ezzi. Poi termina così la sfida qui al Palatante di Sesto tra il Città di Sesto e il Città di Massa.